Anche stamattina 9 entrati in ospedale, tra cui molti giovani, 45enni, 50enni in ospedale a Treviso. Nuovo picco di accessi ieri e oggi ai Covid Point, code in dogana e al Cafoncello in 4 ore questa mattina 9 ricoveri, alcuni dei quali direttamente in pneumologia. La situazione, dice il direttore generale dell'ULSS, sta degenerando. È in sofferenza la pneumologia di Treviso, tanto che siamo costretti ovviamente a chiedere, ho già detto al direttore medico di Montebelluna, dottor Morgante, di aprire sostanzialmente anche Montebelluna, almeno intanto 20 posti letto e tenere disponibili in pneumologia qualche posto letto, perché effettivamente la situazione sta aumentando e questo così velocemente non ce l'aspettavamo. Il sequenziamento è in corso, ma l'alta contagiosità del virus porta dritto alla variante inglese. Ma sicuramente la variante inglese la sta facendo da padrona, perché è impossibile che in un tempo così breve riusciamo a trovare così tanti positivi, quindi grande preoccupazione e servizi sotto stress, soprattutto il servizio di igiene pubblica. Benazzi è arrabbiato con il mancato rispetto delle norme anticontagio. Se i nostri comportamenti, e dico di tutti, fossero stati diversi, avevamo ottenuto il giallo, stavamo andando benissimo, poi i comportamenti ovviamente non corretti ci hanno portato in area arancione. Sul fronte scuola si attendono le decisioni della prossima settimana. E casomai chiuderemo qualche classe in più, si chiuderà qualche scuola, ecco, non è che vogliamo dire vengano chiuse in toto tutte le scuole, però sicuramente da quando sono entrate in gioco le scuole superiori, quindi dai 15 ai 19 anni, effettivamente un peggioramento netto l'abbiamo avuto. Quanto ai vaccini, la regione ha ingranato la quinta, conclude Benazzi, e anche nella Marca si conta di poter finalmente andare spediti. Dalla prossima settimana noi faremo 21.000 vaccini alla settimana e se arriverà ulteriori vaccini riusciremo ad arrivare anche a 30.000.